processi di innovazione digitale e tecnologica non sono fenomeni neutrali, implicano sempre una trasformazione delle relazioni umane. In particolare in ambito sanitario, questi fenomeni impattano sulla relazione tra operatori, pazienti e modelli di assistenza, tra operatori, familiari e altri caregiver e sulla relazione tra medico e paziente. Essendo questa una realtà complessa, una realtà umana complessa da analizzare, complessi sono anche i metodi e non esistono vie oggettive e definitive per giudicare in maniera univoca questi fenomeni. Occorre dunque utilizzare un metodo di analisi flessibile e multidisciplinare. Arsenal-IT utilizza dunque metodi che sono volti ad integrare le conoscenze prodotte secondo differenti approcci. In particolare ci basiamo su un'analisi della letteratura disponibile, su metodi qualitativi quali interviste, focus group e lavoro sul campo e su metodi quantitativi quali questionari e analisi statistiche. Come diceva Michel Foucault, abbiamo a disposizione una cassetta degli attrezzi. Occorre saper scegliere l'attrezzo giusto per misurare e comprendere la realtà umana che vogliamo indagare, con la consapevolezza epistemologica che questa realtà rimarrà sempre pressoché inesauribile.